Buongiorno e benvenuti a questa edizione di Focus TG in diretta su Rete Veneta per un'ora e mezza con tutte le novità dal Veneto e i collegamenti in diretta dalle nostre redazioni per tutti gli aggiornamenti sui principali avvenimenti che si stanno svolgendo nella nostra regione. Apriamo questa edizione con una brutta notizia, ancora una tragedia sulle strade. I vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa lungo la tangenziale tra Verona e Villafranca all'altezza dell'uscita per l'aeroporto per uno scontro frontale tra un furgone e un'automobile. Un uomo è deceduto, un'altra persona è rimasta ferita. I pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e coadiuvato le operazioni dei sanitari che hanno a lungo rianimato il conducente dell'auto. Nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiarare la morte di un 24enne. Il conducente del furgone è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. La polizia stradale e i carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa 3 ore. E invece adesso ci spostiamo dal veronese alla provincia di Vicenza, andiamo a Rossano Veneto dove se l'è vista brutta. Il conducente di una Renault Clio, l'auto si è rovesciata su se stessa, vediamo cosa è successo. Perde il controllo dell'auto che si rovescia su se stessa. La conducente resta incastrata nell'abitacolo con il busto parzialmente fuori dal finestrino. L'incidente stradale in via Bassano a Rossano Veneto. Sul posto i vigili del fuoco, uno di loro è riuscito a entrare nella Renault Clio dalla parte del passeggero. Dopo aver accertato che la giovane fosse cosciente, le ha liberato la gamba rimasta incastrata sotto la pedaliera. La donna è stata quindi estratta dal finestrino, stabilizzata dai sanitari del SUEM e trasferita al San Bastiano per essere curata. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. E un altro incidente, la notizia è arrivata poco fa in redazione, è stato attorno alle 9 di questa mattina. I vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A4 tra lo svincolo di Spinea e l'allaccio della 57 della tangenziale di Mestre in direzione Padova per un incidente tra 2 auto e un furgone. Un automobilista è rimasto ferito. I pompieri arrivati da Mira hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto il conducente rimasto incastrato. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM è trasferito in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la Polstrada e il personale ausiliario di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un'ora, quindi attorno alle 10. Ora andiamo a Bassano del Grappa per parlare della questione Baxi. L'ex sindaco Poletto chiede un'azione concreta da parte dell'amministrazione comunale. Sta tenendo banco e preoccupando la città intera l'ipotesi avanzata da Baxi, storica azienda produttrice di caldaie, di delocalizzare l'attività lasciando in mezzo a una strada 700 famiglie per la necessità di adeguarsi al mercato del riscaldamento. Baxi infatti deve espandersi e avrebbe identificato al proposito lo stabilimento dell'ex IAR, tirando in ballo Pengo che proprio nell'edificio di via Trozzetti ha un deposito che dovrebbe quindi spostare e l'area papabile è niente meno che quella di San Lazzaro. Una roba da risico, solo che questo non è un gioco e sul piatto ci sono centinaia di persone che rischiano di restare senza un lavoro. E secondo il consigliere di opposizione Riccardo Poletto, la questione deve essere presa in mano non solo da Baxi, ma anche e soprattutto dall'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Elena Pavan. Baxi è un'industria che a Bassano ha segnato la storia degli ultimi 100 anni, dalle vecchie smalterie, come tutti i bassanesi sanno, quindi siamo tutti ben disposti a trovare soluzioni per Baxi. Siamo in attesa che l'amministrazione comunale, che ha il governo cittadino, entro il quale rientra anche la pianificazione del territorio, anzi di cui la pianificazione del territorio è forse uno degli aspetti più importanti, più radicali, ci presenti dei piani d'azione, delle opzioni per dar soluzione a questo problema. Si sarebbe dovuto coinvolgere prima di maggio 2023 tutto il Consiglio Comunale, tutta la città, tutti i sindacati, tutti i portatori di interessi. Ho la quasi certezza che questa amministrazione comunale non sia stata sollecitata soltanto nel mese di maggio 2023. Io temo che le sollecitazioni a trovare una soluzione, a collaborare insieme, insomma a escogitare delle alternative siano arrivate molto tempo prima e temo, ma ripeto, vedremo poi come andrà a finire, che qualcuno, non in Baxi ma in amministrazione comunale, abbia un pochettino dormito su questa faccenda.
Questa dunque è la situazione a Bassano del Grappa. Noi dobbiamo darvi notizia di un altro incidente stradale che si è verificato attorno alle 9:30. Siamo in provincia di Padova, lungo la strada Postumi a San Pietro in Gu per un tamponamento tra 3 mezzi pesanti. Ferito un autista. I pompieri sono intervenuti dal distaccamento di Cittadella e da Padova con l'autogru, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dal furgone di mezzo, rimasto schiacciato come vedete dalla fotografia tra 2 auto articolati, l'autista che era rimasto bloccato nella cabina al posto di guida. L'uomo è stato stabilizzato dai sanitari del SUEM ed è lì trasportato in ospedale. Sul posto sono intervenute anche le forze dell'ordine per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso da parte dei vigili del fuoco sono tuttora in corso, ma sono in fase di ultimazione. Ora parliamo di sanità e di liste d'attesa, un tema che sta facendo parecchio discutere non solo in Veneto ma un po' in tutta Italia, perché da Padova arriva la proposta dell'ex consigliere regionale Antonino Pipitone, che è anche medico nella sanità regionale. Sentiamo. La mia esperienza è di una quantità impressionante di pazienti che, io faccio diabetologo, diabetici che aumentano in maniera esponenziale. Io ogni giorno vedo 2-3 pazienti in 9 visite che si aggiungono a quelli che ho già e francamente la mia lista d'attesa va a oltre un anno. Questa la testimonianza di Antonino Pipitone, medico e leader del movimento Padova Bene Comune. L'attesa per i pazienti è oramai troppo lunga e se in regione si è bloccata la delibera sull'overbooking, arriva da Padova una proposta per accorciare le liste d'attesa. La proposta che facciamo come Padova Bene Comune è anche una domanda: perché la Regione Veneto non investe sui propri specialisti ambulatoriali del territorio? Io sono uno specialista ambulatoriale interno, ci chiamiamo così, gestiamo la salute dei cittadini del territorio, diabetologia, cardiologia, reumatologia. Non si capisce perché non si chiede agli specialisti sulla base di volontaria di fare delle ore in più. La Regione deve investire nelle risorse umane che ha già in casa, medici che sono disposti a fornire ulteriore assistenza. In provincia di Padova siamo circa 170, quindi delle varie specialità. Questo non risolve il problema, ma certo sicuramente dà un alleviamento a tante persone che hanno bisogno di salute. Perché, per esempio, la Regione preferisce dare i soldi alle cliniche private convenzionate e non, ribadisco, ai propri medici che lavorano nel pubblico. Chiedeteci, se mi chiedono, faccio l'esempio, se mi chiedono se io sono disponibile a fare un ambulatorio in più ogni 15 giorni, per esempio, ogni settimana, ogni mese, io sono disposto a farlo. Questa dunque la proposta di Antonino Pipitone, che è anche consigliere per Padova Bene Comune, su come smaltire le liste d'attesa nella nostra regione. Noi continuiamo a parlare di cronaca e ci spostiamo nel Trevigiano, siamo a Spresiano. Il corpo senza vita era stato visto da un pescatore che si trovava sul Piave nei pressi dei viadotti di Spresiano. Il corpo è stato identificato, si tratta di Anica Panfile, una 31enne che era scomparsa da casa da giovedì pomeriggio. In mezzo al Piave, poco distante il viadotto di Spresiano. A notarlo è stato un pescatore che, come spesso faceva la domenica, era andato sul fiume per passare qualche ora in relax. Pensavo fosse un bambolotto, ha detto l'uomo ancora sotto shock. Quando si è avvicinato ha visto il corpo senza vita di una donna. Si tratta di Anica Panfile, 31 anni, di Treviso, scomparsa giovedì nel pomeriggio. La donna era uscita di casa per andare a lavoro, faceva le pulizie in alcune abitazioni. È stato il compagno della donna a lanciare l'allarme non vedendola tornare la sera. Ha provato a chiamarla più volte, ma non ha mai ricevuto risposta. Da quel pomeriggio di lei si sono perse le tracce. Immediatamente sono scattate le ricerche fino alla chiamata al 112. C'è un corpo nel Piave. In poco tempo sono arrivati i vigili del fuoco e i militari dell'Arma. Il corpo della povera Anica è stato portato a riva a disposizione dell'autorità giudiziaria. Secondo il primo esame esterno sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Il PM di turno, Valeria Peruzzo, potrebbe però disporre un'autopsia nei prossimi giorni. Sono in corso accertamenti per fugare ogni dubbio su quello che pare essere il tragico epilogo di un gesto estremo. Da Spresiano ci trasferiamo adesso a Padova, dove c'è molta preoccupazione da parte dei residenti del quartiere Montà, che denunciano un'attività preoccupante di spaccio di sostanze stupefacenti. I cittadini però si sono anche mobilitati e sono riusciti a far arrestare un pusher.
Stanchi di assistere alle compravendite di stupefacenti proprio sotto i portici dei loro condomini, hanno documentato le attività illecite e denunciato tutto alla polizia. I residenti di via Sakharov, nel quartiere di Montà a Padova, hanno fatto così arrestare uno spacciatore, un 21enne tunisino già noto alle forze dell'ordine. Il suo complice, un connazionale di 19 anni, è stato invece denunciato. Entrambi sono stati espulsi ed accompagnati nei centri per il rimpatrio di Milano e Gradisca di Sonzo. La squadra mobile di Padova li ha fermati vicino ad un bar mentre erano intenti a vendere un paio di dosi di cocaina ad un cliente. Il 21enne tunisino in tasca aveva altre 10 dosi di cocaina, un coltello e 545 euro. Tutto è stato sequestrato. Il 19enne invece aveva una sola dose di hashish. Dopo il rito per direttissima, il giudice ha concesso nulla osta per l'espulsione di entrambi e i due sono stati accompagnati nei centri per il rimpatrio. E ancora nel Padovano, controlli dei carabinieri tra Este e Solesino per la movida sicura. Una festa abusiva organizzata senza autorizzazione all'interno di un locale, 400 persone presenti e solo una delle tante irregolarità scoperte dai controlli dei carabinieri nella Bassa Padovana nel fine settimana. Il NAS ha interrotto la festa denunciando i titolari del bar e un cittadino di Este che aveva organizzato l'evento. I partecipanti infatti pagavano un biglietto d'ingresso facendo così decadere i regolamenti per i circoli. Un nigeriano invece è stato multato con una maxi sanzione da 32.000 euro perché aveva 4 lavoratori in nero. Numerosi anche i controlli su strada, identificato oltre 40 persone, 26 veicoli controllati, 12 alla fine sono stati denunciati, 3 patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza. Complessivamente sono state elevate sanzioni per 35.000 euro. Ed ora parliamo del caso di Ilaria De Rosa, una 23enne di Resana che lavora come hostess ed è stata arrestata in Arabia Saudita con l'accusa per possesso di stupefacenti. Il sindaco di Resana, Stefano Bosa, parla di un equivoco, augurandosi che la sua situazione si chiarisca presto. Stamattina sono stato con la famiglia, della mamma, la sorella. L'impressione è che si tratti di un grosso equivoco e anche la speranza anche comunque. 23 anni, la sua passione è sempre stata quella di viaggiare e girare il mondo. Ilaria De Rosa, hostess di Resana, è stata arrestata lo scorso 5 maggio in Arabia Saudita. La famiglia non ha più avuto notizie della figlia, il cellulare irraggiungibile. Così è stata allertata la Farnesina. La notizia è piombata a Resana come un fulmine a ciel sereno. Ilaria si trova dietro le sbarre. La Farnesina, in attesa di conoscere i capi di accusa che hanno portato all'arresto, è in contatto con le autorità saudite, alle quali ha chiesto l'autorizzazione per una visita consolare in carcere, visita che potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Intanto per la famiglia sono ore di apprensione. Tanta apprensione, sicuramente tanta apprensione, perché comunque non hanno notizie, non riescono a parlare assieme, quindi aspettano notizie e sono là in attesa. Sono paesi lontani in cui regole diverse, culture diverse. Il consolato italiano a Jeddah è inoltre in contatto con i familiari della giovane e con le autorità saudite per cercare di arrivare ad una soluzione positiva della vicenda. È una ragazza solare, ci racconta il sindaco. La ragazza è una ragazza che, da quanto ho capito, ha girato il mondo, nonostante i suoi 23 anni, è esperta di paesi anche esteri, perché comunque era 3 mesi che era là, quindi una ragazza che speriamo di avere notizie quanto prima positive, che possa tornare a casa, riabbracciare i suoi familiari, i suoi amici che sono qua in Italia. La famiglia intanto si è chiusa nel silenzio in attesa di poter riabbracciare Ilaria. Queste dunque le parole del sindaco di Resana Stefano Bose sul caso della sua concittadina Ilaria De Rosa, arrestata in Arabia Saudita. Noi però ci colleghiamo adesso proprio con Resana, dove si trova, la vedo già inquadrata, la nostra Lina Paronetto. A te la linea, Lina. Buongiorno Filippo, buongiorno ai telespettatori. Sì, siamo proprio in municipio dal sindaco Stefano Bosa, che ieri ha incontrato la famiglia di Ilaria, la mamma che risiede qui a Castelminio, per portare naturalmente la solidarietà della comunità e la massima disponibilità anche del comune dovesse servire qualcosa. Sappiamo, sindaco, che si stanno muovendo Farnesina, ambasciata, consolato. Forse proprio oggi il console Simone Petroni dovrebbe avere a Jeddah la possibilità
possibilità, l'autorizzazione di incontrare Ilaria in carcere per poter anche riferire alla famiglia che dal 4 di maggio non ha notizie di questa ragazza quali siano le sue condizioni, innanzitutto come stia, e poi anche chiarire fino in fondo qual è l'accusa che le viene direttamente mossa. Sì, è quello che aspetta la famiglia, aspettiamo tutti noi notizie, sono tanti giorni che la ragazza è via da 3 mesi, però il fatto che da 20 giorni quasi non c'è più nessun contatto con la famiglia, con la mamma, con la sorella, con il papà, desta tanta preoccupazione. C'è questa notizia, l'unica che sappiamo, che è stata arrestata. Non si capisce bene per cosa, perché, attenzione, lei non può aver fatto uso di sostanze stupefacenti, perché con il lavoro che fa ha un controllo periodico, non dico quotidiano ma quasi, quindi controlli che vengono fatti dalla compagnia aerea, come è giusto che ci sia, quindi magari è capitata per un equivoco, qualcosa con una compagnia, chiamiamola sbagliata, quindi lei però è stata arrestata assieme a questi amici, questo sappiamo, e speriamo che ci diano notizie, che ci sia un minimo contatto telefonico con la ragazza, perché la famiglia un po' si tranquillizzi, come è giusto che sia. Famiglia che pensa proprio all'equivoco, come diceva lei, che Ilaria sia finita in mezzo a una vicenda che non la riguardava direttamente. Sì, la famiglia è certa di questo, nel senso che è una ragazza che è da qualche anno che lavora in giro per il mondo come hostess, da 3 mesi in Arabia Saudita, quindi conosce le regole che ci sono in questi paesi, sa che sono regole anche diverse dalle nostre, quindi magari sono più ferree anche rispetto alle nostre, quindi conosce bene la situazione. Da questo punto di vista sanno della serietà, della bravura anche della ragazza nel gestire queste situazioni, quindi situazioni di pericolo, come può essere la presenza in un paese straniero con regole diverse, quindi davvero la speranza che ci sia questo contatto e ci siano notizie. È una famiglia tra l'altro abituata a interfacciarsi con le realtà all'estero, abbiamo detto, la sorella abita e lavora a Bruxelles, il papà è un militare nato di stanza in Belgio, lei stessa ha scelto questa strada da giovanissima, dopo abbiamo visto il diploma al Duca degli Abruzzi, quindi anche questo fa ben sperare che la situazione si possa in qualche maniera risolvere, perché lei senza dubbio, come diceva lei sindaco, sa cavarsela. La mamma come l'ha trovata? Molto preoccupata, immaginiamo. Sì, assolutamente sì, tanto preoccupata, là in attesa, un'attesa snervante, perché capisci, ore e ore ad attendere, magari guardare un telefono se qualcuno chiama, se arrivano notizie dal consolato, però per ora non ci sono altre notizie, se non la speranza è questa notizia che dovrebbe esserci l'incontro tra il console e in carcere con Ilaria, quindi per capire, per avere un contatto, anche capire che procedure fare per portarla a casa. Quindi. Ecco, la preoccupazione è legata senza dubbio al fatto che parliamo di un paese con delle norme estremamente severe, qui parliamo di una vicenda che da noi non sarebbe neanche un reato, diciamocelo chiaramente. Probabilmente sì, però il bello di questo è che la parte positiva è che Ilaria conosce bene queste regole, quindi non può aver sbagliato, quindi se ha sbagliato, magari ha sbagliato a andare assieme a degli amici che magari non conoscevano le regole o non le hanno rispettate. Un'ultima cosa, un appello, l'auspicio vostro. Che arrivino notizie, quindi attendiamo, abbiamo fiducia nella Farnesina, nel consolato, nei rapporti che c'è con il Ministero degli Esteri, con il consolato quindi a Jeddah, quindi abbiamo fiducia e speriamo davvero che quanto prima, magari fra qualche ora avremo qualche notizia in più. Ecco, quindi Resana aspetta Ilaria a casa nuovamente il prima possibile. Da qui con Nicoletta Rizzetto vi restituiamo la linea allo studio. Grazie a Lina Paronetto, grazie anche al sindaco di Resana, Stefano Bosa. Naturalmente è un auspicio quello che ha espresso il primo cittadino di Resana, al quale ci uniamo anche noi. Rimaniamo nel Trevigiano per parlare delle truffe legate al super bonus 110%, perché la Guardia di Finanza di Treviso ha sequestrato altri 27 milioni di euro. Truffa del super bonus 110% con clienti beffati dopo aver visto il proprio cassetto fiscale svuotato per lavori edili che in molti casi non erano nemmeno iniziati. Si arricchisce di un nuovo capitolo la vicenda del consorzio Casa Zero. I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziaria di Treviso hanno eseguito, delegati dall'autorità giudiziaria, una serie di sequestri, 25 milioni di crediti d'imposta ed altri 2 milioni in beni immobili, auto, titoli e denaro contante che erano nella disponibilità
punibilità dei 5 indagati e di una società collegata al consorzio. Le indagini erano state innescate dalle denunce di circa 300 committenti residenti in tutto il nord Italia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Lombardia e Piemonte. Dopo i sequestri della scorsa estate, le indagini sono proseguite ed hanno portato le Fiamme Gialle a denunciare altri 3 professionisti, un direttore dei lavori e 2 asseveratori che hanno collaborato con 4 società collegate al consorzio per avere falsamente certificato la venuta esecuzione o la congruità delle opere oggetto dell'agevolazione, rendendosi così corresponsabili dei reati di truffa ai danni dello Stato e falso in atto pubblico. Il consorzio e le altre 4 società coinvolte invece sono stati segnalati per violazioni alla normativa relativa alla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Nel complesso quindi si sta attualmente procedendo nei confronti di 6 persone fisiche e 5 società, alle quali sono stati finora sequestrati complessivamente oltre 35 milioni di euro tra crediti ed altri beni. Questo dunque il servizio di Marta Marangone sull'operazione della Guardia di Finanza di Treviso per le truffe legate al super bonus 110%. Bene, poco fa vi abbiamo dato la notizia di come i residenti del quartiere Montà di Padova siano riusciti a far arrestare uno spacciatore. Da Vicenza ci arriva una notizia analoga, vale a dire quella di un cittadino che ha fatto ritrovare ai carabinieri delle sostanze stupefacenti che erano state nascoste nel locale macchina di un ascensore. Vediamo. Droga nascosta nel locale macchina dell'ascensore di un condominio di via Pecori Giraldi è quanto un cittadino ha segnalato ai carabinieri che intervenuti hanno trovato un contenitore in plastica chiuso con un lucchetto al cui interno erano contenuti vari involucri confezionati del peso complessivo di oltre 5,5 kg che contenevano sostanza stupefacente del tipo marijuana. Rimaniamo in provincia di Vicenza, ci trasferiamo però nell'altopiano di Asiago, dove sono verificate ancora delle predazioni, questa volta nella zona di Melago. I lupi non si fermano. Un'altra predazione nella notte in altopiano, questa volta ad Asiago, nella zona di Melago. Una giovane cerva sarebbe stata prima azzannata e poi sbranata da un lupo o forse da un piccolo branco. Dell'animale è rimasto solo il capo e parte del tronco. Ennesimo attacco selvaggio che racconta giorno dopo giorno un'emergenza che spaventa sempre di più il territorio. Asini, vacche, cervi, animali domestici, nessuno sembra escluso dalle predazioni. E a pochi giorni dall'apertura della stagione dell'alpeggio, che per tradizione va da Sant'Antonio a San Matteo, i gestori delle malghe e gli allevatori del territorio sono sempre più spaventati dalle premesse di questa nuova estate. La notizia è appena arrivata in redazione, Laura arriva dallo staff di Laura Pausini, che tra poco si esibirà in concerto a Venezia in piazza San Marco. La cantante ha fatto sapere che i fondi dei concerti a Venezia saranno devoluti a 3 paesi che sono stati colpiti dall'alluvione. Si tratta di Solarolo, Castel Bolognese e Faenza. Dunque Solarolo ha specificato Laura Pausini, è il comune dove è cresciuta, Castel Bolognese dove vivono i suoi genitori e Faenza invece dove è nata e dove vive sua sorella. Sono i 3 paesi a cui è più legata la mia storia che sono stati colpiti da questa tragedia. Ritorno sul palco dopo 4 anni, dice Laura Pausini, e voglio farlo dedicando la mia voce alla mia gente. Quindi i concerti di Venezia, ricordiamo che sono 3 concerti che saranno venerdì 30 giugno, sabato 1 luglio e domenica 2 luglio in piazza San Marco. L'incasso di questi 3 concerti sarà devoluto a questi 3 paesi colpiti duramente dall'alluvione in Emilia-Romagna. Ora noi ci spostiamo invece nuovamente nel Bassanese perché è stato inaugurato nel cortile delle scuole medie di Mussolente un cipo alla memoria dedicato a Giorgio Perlasca, giusto tra le nazioni. Vorrei che la mia storia venisse ricordata dai giovani affinché, sapendo quello che è successo, sappiano anche opporsi a violenze del genere, qualora dovessero ripetersi. Queste le parole di Giorgio Perlasca, giusto tra le nazioni, scritte sul cippo a lui dedicato, posizionato nel cortile della scuola media di Mussolente.
Un messaggio rivolto soprattutto a studenti e studentesse che ogni giorno frequentano l'istituto perché facciano tesoro di quanto compì nei terribili giorni di guerra per l'Asca, riuscendo a salvare contro la dittatura nazifascista della morte migliaia di persone che sarebbero state sterminate senza il suo intervento. Un appello a scegliere, un appello a mettersi in gioco sempre nella difesa dei diritti di tutte e tutti, a combattere per ideali di libertà, di pace, rispetto e uguaglianza lanciato dal figlio Franco. Giorgio Perlasca è stato un giusto, mio padre è stato un giusto proprio per quello che ha fatto, non si è voltato dall'altra parte, si è inventato un ruolo non suo, diplomatico spagnolo, lui che non era né diplomatico né spagnolo, e ha salvato da morte sicura in questa maniera almeno 5.200 ungheresi di religione ebraica. Le storie come quelle di Perlasca, ma come quelle di tante altre persone, stanno proprio a dimostrare questo, che qualsiasi di noi, se vuole, qualcosa può fare per opporsi al male. Basta che abbia la voglia, la pazienza, il tempo di non voltarsi dall'altra parte e di non far finta di non vedere quello che sta avvenendo. Ci fermiamo per un istante, torniamo tra poco. Bentrovati a Focus TG, vi diamo un aggiornamento per quello che riguarda le alluvioni che si sono verificate in Emilia-Romagna e che stanno minacciando anche il nord-ovest. Arrivano buone notizie dal Piemonte perché il Po a Torino è tornato sotto il livello di guardia. L'informazione è stata fornita in questi minuti da un aggiornamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale ed è arrivata dopo che con l'esaurirsi della pioggia già da ieri a sera i livelli dei corsi d'acqua sia principali che secondari venivano dati in diminuzione, ad eccezione dei fiumi Po e Tanaro. In attesa dell'aggiornamento per l'allerta che l'ARPA ieri aveva già derubricato a gialla, vale a dire a fenomeni localizzati per gran parte della regione, con il verde per la parte orientale, il rischio idrogeologico arancione resta invece soltanto per una parte della pianura sul corso del Po e la vigilanza meteorologica è divenuta da debole ad assente a seconda delle zone. Per quanto riguarda gli scenari di innesco di frane superficiali, sono poco o moderatamente diffuse in gran parte della regione, isolati nella pianura settentrionale e assenti nella zona del Toce, nel Belbo e Bormida e nella zona dello Scriva. Le condizioni meteorologiche sono in miglioramento in Piemonte, in Veneto, come sapete, è bel tempo però l'allarme, resta e bisogna pensare a fenomeni che fenomeni estremi, come sono stati definiti, che potrebbero riproporsi purtroppo nei mesi a venire. Guardate per esempio come titola oggi l'edizione online del Gazzettino, che si riferisce al caso del Friuli Venezia Giulia. Il titolo è "Il Friuli Venezia Giulia rischia il disastro come la Romagna". Un report spiega dove si è più in pericolo. Per quello che riguarda il Veneto, la Regione ha apportato un piano di intervento che tra poco ascolteremo in diretta dalla sede della Protezione Civile di Marghera, dove si trova per noi Ilaria Marchiori. Nel frattempo vi facciamo vedere le immagini del sorvolo da parte del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni delle zone colpite dall'alluvione in Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna attualmente sono impegnati 879 vigili del fuoco, di cui 696 giunti in rinforzo da altri comandi, 244 sono a lavoro nella provincia di Forlì, 326 in quella di Ravenna, che sono le province dove permangono le maggiori criticità. Sono attivi anche 150 soccorritori acquatici, 50 esperti nelle operazioni di prosciugamento con pompe idrovore, 16 posti di comando avanzati. Il maltempo sta concedendo una tregua anche in Emilia-Romagna, le piene dei fiumi si stanno abbassando e la domenica è stata passata da molti cittadini con gli stivali nel fango a spalare, a pulire, a cercare di salvare il salvabile, a pensare come ripartire. Comunque, come detto, l'acqua si sta lentamente ritirando da Faenza, Forlì, Cesena e dagli altri luoghi più pesantemente colpiti. Rimane invece molto presente a Ravenna e dintorni, ma il pericolo che tutta la città vada sott'acqua sembra per il momento scongiurato. Avete visto le immagini del Presidente del Consiglio mentre sorvolava
riguardava le zone alluvionate. Bene, come detto, vi abbiamo dato anche notizia poco fa, è arrivata in redazione il fatto che Laura Pausini, che si esibirà in concerto per 3 date a Venezia in Piazza San Marco, devolverà tutto l'incasso a 3 comuni particolarmente colpiti dall'alluvione. Il Veneto si sta preparando, partono le contromisure. Noi ci colleghiamo in diretta con Ilaria Marchiori, che assieme a Sandro Ponchio si trova nella sede della Protezione Civile, in compagnia, vedo, dell'assessore Giampaolo Bottaccina. A te la linea, Ilaria. Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nella sede della Protezione Civile di Marghera insieme all'assessore regionale alla Protezione Civile Giampaolo Bottaccina, che è tornato proprio, si potrebbe dire, questa notte dall'Emilia. Com'è la situazione al momento, assessore? Ma la situazione è abbastanza complicata, nel senso che l'Emilia Romagna ci ha chiesto un supporto affidandoci 6 comuni, 3 della pianura e 3 della collina, e sono dei comuni che hanno avuto parecchi danni, in modo particolare Solarolo in pianura, in provincia di Ravenna, ha l'80% delle abitazioni che sono state invase dall'acqua, quindi la situazione è complessa, manca l'acqua, nel senso che è saltata la rete idrica, in montagna solo nel comune di Brisighella manifestate 400 nuove frane, manca la corrente elettrica, quindi la situazione è complicata. Devo dire che comunque si vede che anche lì i cittadini non si sono persi d'animo e si sono messi subito a lavorare. Ovviamente noi cerchiamo di portare il nostro aiuto, abbiamo lì 130 volontari di protezione civile anche oggi, abbiamo una decina di funzionari della regione che stanno seguendo anche dei cantieri in supporto appunto all'Emilia Romagna, uno importante a Faenza dove ci sono state 2 rotte arginali, stiamo ricostruendo l'argine, quindi si cerca di dare una mano ai nostri vicini, all'Emilia Romagna, sia ai cittadini che alla regione, che ovviamente in questo momento è sotto stress perché la situazione è veramente complicata e il numero di cittadini coinvolti è veramente alto. Assessore, in questi giorni c'è stata qualche polemica, si è tentato di fare alcuni paragoni tra il Veneto e l'Emilia, lo stesso governatore Zaia ha detto io paragoni non ne voglio fare, con lei invece poco fa si parlava del fatto che dopo quanto subito dalla nostra regione dal 2010 e poi con altri eventi, Vaia, poi l'Acqua Grande eccetera, sono stati messi in piedi moltissimi interventi con un piano di oltre 300 milioni che hanno permesso al Veneto di affrontare poi comunque situazioni di stress che si sono presentate. Sì, assolutamente sì. Dopo il 2010, l'alluvione del 2010 ha interessato mezzo Veneto e la Regione si è dotata di un piano di opere messo a punto con l'Università di Padova e con l'autorità di bacino distrettuale che vale 3 miliardi e mezzo nel complesso. Noi ci siamo attivati e abbiamo già avviato lavori e molti operativi terminati per oltre 1,5 miliardi di euro di opere che sono non solo i bacini di laminazione di cui tanto si parla in questi giorni, ma anche consolidamenti arginali, rinforzi arginali, briglie, sistemazioni di frane, insomma tutta una serie di altri interventi. Solo di manutenzione abbiamo investito 320 milioni negli ultimi 8 anni. E quindi si va in quella direzione. Se abbiamo fatto 1,5 miliardi di euro di opere ma ne mancano ancora 2, vuol dire che c'è ancora molto da fare, però la strada intrapresa è quella giusta, perché come diceva lei abbiamo avuto una riduzione degli effetti rispetto al 2010 con eventi 2018 e 2019 e anche direi 2020 che hanno registrato precipitazioni piovose maggiori rispetto a quelle nel 2010, parlo di precipitazioni piovose di picco naturalmente. Allora, bene gli interventi, bene le regioni che si attivano anche singolarmente, ma qui c'è una norma che va cambiata. L'ostacolo che noi incontriamo è quello delle normative che sono complicatissime e quindi per realizzare le opere di difesa del suolo, che secondo me dovrebbero avere la priorità assoluta perché servono per salvare vite umane, invece le normative sono complicatissime e ci vogliono anni e anni per farsi approvare i progetti e per realizzare poi le opere. E io credo sia necessaria una semplificazione normativa. D'altro canto siamo il paese in cui dopo il crollo del ponte Morandi il governo ha dovuto fare un decreto che diceva che si andava in deroga a tutte le leggi dello Stato. Allora io credo sia giunto il momento che le leggi dello Stato debbano essere cambiate se vogliamo salvaguardare la vita umana prima
questo, altrimenti stiamo salvaguardando qualcos'altro ma non la vita umana, e questo bisogna avere il coraggio di dirlo. Sottolineo che sono norme di legge statale, perché la Costituzione prevede che in materia ambientale solo lo Stato possa legiferare. Noi ci abbiamo provato nel 2016 come Regione con una norma di semplificazione regionale, il Governo ci impugnò la legge e la Corte Costituzionale disse che aveva ragione il Governo, perché solo lo Stato può intervenire in questa materia con la semplificazione. Per cui io mi auguro che il Governo intervenga, ma ho sentito dichiarazioni di diversi ministri che vanno in questa direzione, quindi mi auguro che questo accadrà nel più breve tempo possibile. Assessore, in velocità, prima di restituire la linea allo studio, oggi qui nella sede della Protezione Civile voi avete presentato un nuovo sistema per comunicare alla popolazione le eventuali criticità sul nostro territorio. Sì, noi da anni le regioni fanno le previsioni meteo destinate agli eventuali allertamenti e poi, una volta elaborati i dati, in base agli effetti al suolo che si prevedono, questo bollettino viene inviato a tutti gli addetti ai lavori, i sindaci, che sono autorità locali di protezione civile, i vigili del fuoco, le prefetture, le forze dell'ordine e così via. Poiché poi dopo il sindaco deve avvisare la popolazione, pensiamo che una sintesi anche molto intuitiva, con dei colori che lasciano, come dire, poco spazio alla fantasia e all'interpretazione, ma in maniera chiara e semplice, abbiamo predisposto questo bollettino semplificato da divulgare via social e pensiamo sia uno strumento utile per i cittadini per capire quello che si sta per presentare. E questo nell'attesa dell'attivazione di quel sistema di allertamento destinato al singolo cittadino che si chiama IT Alert, che il Dipartimento della Protezione Civile Nazionale ha già pronto, a quanto mi risulta, e che dovrebbe iniziare ad utilizzare nel più breve tempo possibile, io mi auguro. Però è da 2 anni, 3 anni che stanno ragionando su questo sistema, quindi credo che ormai siamo pronti a... Nel frattempo noi utilizziamo questo meccanismo, l'utilizzo di un bollettino semplificato sui social per informare i cittadini. Dico ai cittadini: non guardate siti strani su internet, perché loro cercano di avere tanti contatti, perché così fanno la pubblicità. Noi quando emettiamo il bollettino lo facciamo dopo aver fatto delle valutazioni molto attente, sono previsioni, quindi per definizione non possono essere certezze, ma chi ci mette la firma ha fatto una valutazione molto attenta e non sta cercando like. Ecco, questo è molto importante, il messaggio da parte dell'assessore Bottacin, che ringrazio per essere stato qui con noi. Qui da Marghera restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori, in collegamento dalla sede della Protezione Civile di Marghera con Sandro Ponchio e l'ospite naturalmente Giampaolo Bottacin, assessore regionale all'ambiente, al clima e alla protezione civile della Regione Veneto. Abbiamo parlato dell'impegno di tanti veneti che sono intervenuti in Emilia-Romagna in questi giorni e nel prossimo servizio vediamo qual è stata l'attività della Croce Rossa di Padova in Emilia. Prima a Forlì per 2 giorni, poi a Conselice, il comune tra i più colpiti dall'alluvione in Emilia. La squadra veneta della Croce Rossa è appena tornata dopo una settimana di lavoro senza sosta per portare soccorso e aiuti alle popolazioni. Tra di loro Manuel Levorato del Comitato di Padova, infermiere e operatore specializzato nel salvataggio in acqua. Nei primi giorni la corrente era molto molto forte, noi siamo dotati di gommone rafting e abbiamo prestato soccorso di tutti i tipi, sia dal punto di vista sanitario, quindi il classico 112/118, ma con la difficoltà di dover soccorrere con 1 metro, 1,5 metri d'acqua, quindi portare via anche i pazienti, a portare i pasti perché non c'è luce. Niente corrente né acqua potabile per chi resta in casa. La Croce Rossa porta cibo, medicinali e presta soccorso arrivando nelle abitazioni a bordo dei gommoni. Un lavoro senza sosta in collaborazione con le squadre che arrivano da tutta Italia grazie ad una solidarietà incredibile. Le persone sono di una dignità incredibile, sereni nella loro drammaticità. Ok, ci ringraziano al nostro passaggio e noi ce la mettiamo tutta.
Allora, questa è l'attività della Croce Rossa del Veneto in Emilia. Poco fa ci siamo collegati con la sede della Protezione Civile del Veneto a Marghera. Adesso facciamo il punto su com'è la situazione dei fiumi nella zona di Lonigo, quindi siamo in provincia di Padova, e le eventuali criticità che potrebbero verificarsi. Ci colleghiamo in diretta con Daniele Garbin, che si trova sul posto assieme a Simone Squarcina. Quindi ecco, vedo Daniele, ecco a te la linea. Sì, buongiorno, grazie della linea. Ci troviamo a Lonigo, lungo il canale Brendola. Siamo con il presidente Silvio Parise del Consorzio Alta Pianura Veneta. Buongiorno a tutti. Ecco, subito qui perché parliamo di rischio idraulico. Non a caso abbiamo scelto questo posto perché? Ma il Fiumicello Brendola è un posto importante, come vedete quanta acqua adesso, dopo anche un giorno che non sta piovendo, sta scendendo, perché questo è un canale di 13 km che porta via tutta l'acqua, è duplice come sua funzione, perché fa da irrigazione durante l'estate quando serve, ma soprattutto durante il periodo invernale o come adesso queste piogge fa anche da bonifica. Ecco, noi siamo qui perché la preoccupazione è dopo i fatti dell'Emilia, no? Qua, in questo momento la situazione è a rischio idraulico. Abbiamo visto anche del rapporto dell'ISPRA che per esempio lascia molti, il 20% c'è un alto rischio idraulico secondo questo rapporto, l'allarme rosso, e l'altro circa 22%, 27% invece il rischio arancione. Ecco. Mi preoccupa la situazione com'è in questo momento. Ma è importante che hanno fatto questa statistica perché vuol dire che l'80% del territorio in qualche maniera l'abbiamo tutelato. In questo caso nel Fiumicello Brendola, che è la confluenza del fiume Gua, abbiamo a monte i nostri bacini di Trissino, i primi due bacini, e quello di Montebello, che è il bacino costruito il più vecchio d'Italia, perché non a caso quest'asta diciamo fluviale parte da Requaro, una delle zone più piovose d'Italia, mi dicono d'Europa. Quindi queste cose qua noi le abbiamo già fatte da tempo e oggi ci sentiamo moderatamente ottimisti. Ecco, facciamo proprio un inquadramento. Voi vi occupate di quanti comuni e di qual è la rete di cui vi occupate? Allora, noi ci occupiamo di 96 comuni, abbiamo una rete idraulica che è di 2890-2880 km di fiumi e abbiamo un territorio di 176.000 ettari, quindi un territorio molto vasto. Ecco, e di questo molti cittadini si chiedono, dopo queste immagini terribili dell'Emilia, siamo a rischio, potrebbe succedere un evento simile o cosa è stato fatto nel frattempo? Ma se in questa zona, come dicevo, a monte di questo fiume, perché questo torrente in parte anche da risorgiva, abbiamo costruito un bacino, il bacino di San Valentino, qua nella zona di Brendola, appunto per salvaguardare, viste le condizioni del 2010, tutto il territorio. Quindi ci sentiamo ottimisticamente sicuri. Ecco. Se dobbiamo porre l'attenzione, c'è qualche area a rischio nel bacino attorno a Vicenza? Ci ricordiamo l'alluvione del 2010, qualcosa potrebbe ripetersi? Cos'è che è l'attenzionato per voi che vi preoccupa di più? Ma tutto sommato l'ultimo evento particolare è stato quello di Torri di Quartesolo, quindi l'asta del Tesina, ma però stanno già lavorando adesso anche il bacino di Via Diaz, che quindi anche quello va a salvaguardare parte del Bacchiglione, quindi credo che noi non ci siamo girati i pollici dopo l'alluvione del 2010 e abbiamo messo in essere parecchie soluzioni, quindi sono, come dicevo prima, ottimista da questo punto di vista. Ecco, allora a questo punto questo messaggio importante, noi insomma la ringraziamo per essere qui. Prego. Ecco. E restituiamo anche la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbini in collegamento con Simone Squarcina. Arrivano quindi buone notizie dalla provincia di Vicenza con un'emergenza con la quale purtroppo però dovremo continuare a fare i conti. Noi chiudiamo questa ampia pagina dedicata ai fatti dell'alluvione in Emilia-Romagna con tutti gli aggiornamenti anche su qua e le previsioni su cosa si sta facendo in Veneto per evitare danni così gravi da fenomeni del genere, con un omaggio dopo aver visto l'attività dei Veneti della Croce Rossa italiana in Emilia, anche con ciò che hanno fatto e che stanno facendo ancora i volontari della Protezione Civile Veneta in Emilia.
Mobili, materassi, auto, niente è stato risparmiato dalla violenza dell'acqua e del fango. Ora che il sole ha preso il posto della pioggia degli ultimi giorni, emerge in tutta la sua drammaticità quello che l'alluvione ha lasciato dietro di sé in Emilia-Romagna. Questa mattina un'altra squadra dei Vigili del Fuoco di Treviso è partita alla volta dei comuni colpiti dalle esondazioni, mentre la Protezione Civile continua a lavorare in 6 comuni affidati dalla Regione Emiliana al Veneto. E quindi si sta cercando di garantire supporto alla popolazione, ma anche supporto ai comuni che ovviamente sono in difficoltà. In questa zona, nella zona collinare, si sono manifestate centinaia e centinaia di frane, ci sono infrastrutture viarie assolutamente impraticabili, ci sono stati problemi sulla rete acquedottistica, sulle linee elettriche, sugli acquedotti, le fognature. A Riolo Terme e negli altri comuni stanno operando 145 volontari della Protezione Civile veneta, 8 funzionari, tecnici dei consorzi di bonifica, dei servizi forestali e genio civile. L'emergenza viaggia su diversi fronti, dalle frane ad abitazioni e attività commerciali da ripulire da acqua e fango. Oltre 400 abitazioni da svuotare, un grosso stabilimento industriale che si sta cercando di asciugare, che è stato investito da un tirante d'acqua molto rilevante, e quindi l'opera continua. Io ho contattato diversi sindaci oggi, ci siamo incontrati e abbiamo garantito il massimo supporto da parte della Regione Veneto, come accade sempre. Voltiamo pagina, allora innanzitutto vediamo di cosa si stanno occupando le testate online della stampa nazionale. Vedete che la Repubblica sta seguendo il processo plusvalenze della Juventus, sono stati chiesti 11 punti di penalizzazione. La discussione in corte si è aperta poco dopo le 10 e ancora in corso. Se questa richiesta di penalizzazione venisse accolta, la Juventus scenderebbe a 58 punti al 7° posto dietro la Roma. Beh, vedremo come andrà a finire. Noi invece ci occupiamo adesso di un caso che è avvenuto a Venezia, che ha fatto veramente molto discutere anche a livello nazionale. Si tratta della ministra della cultura brasiliana, invitata in città per la Biennale, che è stata borseggiata in vaporetto, e aumentare poi la polemica già per questa figuraccia, possiamo dire, è il fatto che la ministra non può denunciare il furto in quanto turista provvisoriamente in Italia. Questo è un effetto della riforma Cartabia. Naturalmente un pessimo biglietto da visita per il turismo a Venezia, che ha fatto infuriare le associazioni degli albergatori. Il borseggio avvenuto nei giorni scorsi a danno del ministro della cultura brasiliano Margareth Menezes, mentre viaggiava su un vaporetto, ha scatenato la reazione del presidente di Confturismo Veneto. Pare che sia una modifica apportata con la legge Cartabia, per cui il cittadino italiano deve sporgere denuncia perché si possa perseguire lo spacciatore, mentre il cittadino straniero, se è straniero residente stabile in Italia, può farlo. Il cittadino di passaggio, lega turista, non può farlo. Allora questo significa comunicare ai malviventi nostrani, quelli abusivi sul territorio dello Stato, e a tutti quelli del Mediterraneo: venite in Italia, perché in Italia potete scippare i turisti tranquillamente e non vi succederà nulla. Michielli si è appellato al ministro alla giustizia Carlo Nordio. Confido nella sensibilità del ministro Nordio, che, avendo operato tra l'altro a Venezia, risiedendo a Treviso, capisce cosa significa il concetto di ospitalità per il nostro paese. L'ospitalità si basa su 2 cose, lo prova lei, lo provo io, lo prova chiunque ci stia sentendo quando va all'estero. Dove vado? Vado in un paese dove sono sicuro e ho una buona sanità. Qualora questo messaggio passasse, e a questo punto passa per forza perché è finito sui giornali, lei si immagini a cosa potenzialmente possiamo andare incontro con la stagione estiva. Intanto la ministra Menezes, che era a Venezia per la Biennale di Architettura, è stata ricevuta dal prefetto di Bari, che le ha espresso la propria vicinanza e quella delle istituzioni per il furto subito.
Allora, non una bella pubblicità per Venezia e non c'è stata una bella pubblicità neanche per Belluno, perché in una trasmissione di una televisione nazionale, la trasmissione si intitola Fuori dal coro ed è condotta da Mario Giordano, Belluno è stata accusata di essere invasa da ogni forma di criminalità. L'amministrazione comunale di Belluno ha chiesto alla redazione del programma una marcia indietro, ma al momento non è arrivata alcuna risposta, tanto che non si esclude nemmeno la richiesta di un risarcimento danni, un po' come fece Rocca Pietore. Da amministratore soprattutto, ma anche da avvocato, la città di Belluno cosa ha diritto di avere da Fuori dal coro? Beh, intanto sicuramente delle scuse e poi noi nella lettera di pronta risposta che abbiamo inoltrato alla redazione di Rete 4 abbiamo parlato in maniera generale di ravvedimento operoso. Nell'ambito di questo concetto ci può stare di tutto, anche la valutazione di una valenza risarcitoria economica, quindi a favore della città di Belluno e della sua immagine gravemente lesa da parte della redazione del canale televisivo citato. Rocca Pietore ebbe un indennizzo per una vicenda di una privata cittadina, potrebbe essere uguale per Belluno? Ma sono casi diversi, vanno analizzati in maniera concreta, per cui valuteremo noi anche con l'avvocatura civica i margini d'azione. Certo è che una risposta sul piano politico immediata c'è stata da parte nostra ed era assolutamente necessaria. E una risposta fuori dal coro c'è stata? Al momento ancora no, attendiamo naturalmente fiduciosi questo ravvedimento operoso, perché qui ad essere lesa è l'immagine di una città bellissima che certamente qualche piccolo problema lo ha, ma non è di sicuro una città da Far West. Dove invece si chiede sicurezza sul serio, lo chiedono i cittadini nel quartiere Altobello di Mestre, dove si è svolta anche nei giorni scorsi un'assemblea pubblica alla quale hanno partecipato diversi consiglieri comunali. Vediamo. Nuovi occhi elettronici ad Altobello, già Maccalea Mestre. La richiesta che il consigliere comunale del PD Emanuele Rosteghin inoltrerà nel corso della prossima seduta consiliare in qualità di latore dei residenti del quartiere. Una proposta molto concreta è l'installazione di telecamere in questa zona, sia sulla nuova area che verrà deliberata la prossima settimana, sia su tutto questo piazzale. Non risolve il problema, ma sicuramente può essere un segnale di attenzione. Qui ad Altobello, area dietro l'inizio di Corso del Popolo e via Forte Marghera, ancora un'incognita la questione del trasferimento inquilini abusivi degli alloggi Ater, Nave di Mestre 1 e 2. Noi quando siamo venuti qui in commissione, dove era presente anche il presidente Nordio di Ater, ci aveva detto che appunto avrebbe avuto interlocuzioni con queste famiglie per trovare un nuovo alloggio, e oggi invece sentivo che queste famiglie non avevano avuto dei contatti, e per cui sono molto curiosa di capire come si sta muovendo Ater. La residenzialità, tema centrale infatti dell'incontro pubblico odierno. Tanti cittadini che chiedono in primis chiarimenti in merito alla questione, alla vicenda Ater, perché ancora non abbiamo novità sulla vicenda Nave. Quindi il punto sul degrado diffuso del quartiere, ovvero i circa 5.000 metri quadrati tra via Bissolati e via Corridoni, dove tra vetrine sfitte e serrande abbassate, se il commercio chiude, i cittadini si barricano in casa contro le aggressioni anche di giorno. Oggi siamo qui assieme ai cittadini in particolar modo per chiedere che questo processo riparta. Ci sono alcune cose sulle quali intervenire in maniera molto precisa e puntuale, il processo deve ripartire. Progetti arenati e fermi per i quali il Comune non ha fornito al momento alcun chiarimento. Forse altre priorità, se ci fossero stati qui stamattina l'avrebbero spiegato, perché siamo in ritardo su alcuni progetti. Peraltro la cosa non riguarda solo Altobello. A Marghera hanno abbandonato il progetto Porta Sud, che era un progetto altrettanto lungimirante. Per questi consiglieri comunali e peraltro di opposizione che hanno partecipato a questa assemblea pubblica che si è svolta nel quartiere Altobello a Mestre, noi abbiamo avvicinato anche i residenti che hanno partecipato a questo incontro. Sentiamoli. Sono capitati casi di persone che sono state scippate, aggredite davanti al portone di casa di giorno, a mezzogiorno per esempio, non c'è l'orario per essere aggrediti. Una risata più che amara che fotografa il clima con cui si vive ad Altobello, zona di Mestre in attesa di riqualificazione, soprattutto in attesa dello sperato arrivo delle telecamere, così come richiesto dal consigliere di opposizione Emanuele Rosteghin, dopo aver sentito porta a porta appunto direttamente loro, i residenti.
Riprendiamoci la città, i 2 striscioni esemplificativi posizionati dai comitati di quartiere. Qui in questa zona che i mestrini conoscono come Maccalè, un tempo area depressa della città e decisamente pericolosa, anche se oggi le cose sono un po' migliorate, dove continuano a campeggiare gli slogan dei cittadini, con cui indefessamente continuano a chiedere al comune essenzialmente una cosa: dove sono finiti i soldi stanziati per Altobello, dicono. Manca la vivacità che non è assenza di cittadini, ma è assenza di iniziative pubbliche affinché i cittadini possano essere resi attivi, presenti sul territorio. Promesse disattese e capovolte nei fatti oramai da tanto troppo tempo, addirittura da anni, dicono sempre i cittadini. Negli ultimi tempi abbiamo un po' di insicurezza perché uscire dopo una certa orario della sera non è più consigliato, specialmente con 2 persone di una certa età come noi. Cittadini scesi nuovamente in piazza in un'assemblea pubblica. Perché bisogna partire dal basso per arrivare ad avere qualcosa. Secondo me, io sono solo 2 anni che abito qui, abitavo al Lido di Venezia e quindi è stato anche un trauma la differenza di ambiente. Oltre un centinaio sabato scorso, sfidando con ombrello, pioggia e vento, che vogliono il monitoraggio dell'aria con la presenza costante del poliziotto di quartiere. Quello che era stato proposto negli anni indietro, il vigile di quartiere o il poliziotto di quartiere, chiamiamolo come si vuole, che sia effettuato, che ci sia. Questa dunque è la situazione denunciata da alcuni residenti del quartiere Altobello di Mestre. È andata male invece a dei ladri che avevano tentato di svaligiare un'abitazione a Sant'Elena di Silea. È andata male perché i proprietari si sono svegliati e li hanno messi in fuga. È stata una serata da incubo per la famiglia che era appena andata a letto quando ha sentito dei rumori. Abbiamo sentito dei rumori, avevamo anche la lavastoviglie accesa, pensavamo fosse la lavastoviglie che faceva sto rumore. Però sentivo dei rumori forti e allora mi sono alzato e come mi sono affacciato lungo il corridoio io li ho visti fuori dalla porta che appena mi hanno visto sono scappati via. I ladri sono saliti dal balcone utilizzando questa scala, avevano già rotto la vetrata e stavano cercando di aprire la porta finestra. Probabilmente, ci racconta il proprietario, erano in 3, 2 sono saliti e 1 teneva la scala ferma. Hanno dato più colpi al vetro fino quasi a romperlo. Paura immagino tanta. Certo che non te l'aspetti e sì, ho avuto un po' di paura, sono rimasto un po' là e dopo mi sono vestito, sono uscito fuori ma erano già scappati via. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri. Sì, abbiamo chiamato subito i carabinieri, sono stati anche bravi perché sono arrivati dopo 10 minuti, hanno dato un'occhiata, sì, hanno fatto il verbale, hanno scritto, ci hanno dato qualche consiglio e niente, domani andremo dai carabinieri, vedremo come seguire la cosa. Il tentato furto è avvenuto l'altra sera intorno alle 21:45. L'allarme, quando i ladri hanno provato a forzare la finestra, non era stato ancora acceso, ma la famiglia sta pensando di potenziare il sistema d'allarme. In quel momento non era acceso, ma finché non si apre la porta lui non parte. Sì, qualcosina in più penseremo di metterla, abbiamo già sentito l'elettricista e qualcosa in più la metteremo. I bambini fortunatamente si erano addormentati e non si sono accorti di nulla. Una zona, questa, ci racconta, dove ci sono stati altri raid. Qua in zona no, è successo in diverse case, però sì, ogni tanto vediamo gente che circola sospetta, macchine sospette che si fermano, che guardano. Sì, succede spesso. Continuiamo a parlare di forze dell'ordine anche se per una questione diversa, perché dopo il TAR anche il Consiglio di Stato, attraverso una sentenza, ha dato ragione al COISP, il sindacato di polizia, sulla vicenda dei buoni pasto per gli agenti della Polaria di Treviso. Una vittoria contro lo Stato da parte dei poliziotti, ma come ho detto, più che una vittoria da parte dei poliziotti è una sconfitta della Polizia di Stato. Perché la Polizia di Stato dovrebbe tutelare i poliziotti, non dovremmo andare noi a cercare di
in tribunale per difendere i nostri diritti. Soddisfazione ma anche amarezza, sentimenti contrastanti per una vicenda che si è conclusa con una sentenza del Consiglio di Stato che dà ragione al COISP. Al centro i buoni pasto per gli agenti della Polaria di Treviso, ai quali spetterebbe la mensa all'interno della struttura, ma mancando questa, spiega Cordone, avrebbero diritto ai ticket restaurant. Nel 2019, nel luglio del 2019, su disposizione della Questura, su un'ottica di ottimizzazione delle risorse, è stato tolto il ticket restaurant ai colleghi della Polaria di Treviso, asserendo che facevano in tempo ad andare a mangiare in questura. La tempistica non c'è. Quindi, togliendo il ticket, i colleghi non mangiavano. Dopo alcune lettere e segnalazioni, il COISP decide di fare un ulteriore passo. Abbiamo fatto ricorso al TAR vincendolo nel 2020. Fatto resta che dopo la vittoria al TAR c'è il Consiglio di Stato e al Consiglio di Stato abbiamo vinto anche al Consiglio di Stato abbiamo vinto. Una sentenza che crea un importante precedente. È il primo caso in Italia. Questo qua è il primo caso in Italia perché non era mai accaduto prima che toglievano dei diritti ai poliziotti e costringevano i poliziotti a muoversi a livello dei ricorsi. E non sarà nemmeno l'ultimo perché stiamo già pensando di fare altre attività verso i tribunali, a meno che il Ministero dell'Interno si decida a fare qualcosa. Allora, prima di fermarci per un istante vi faccio vedere un aggiornamento su quello che riguarda la situazione in Emilia-Romagna, perché abbiamo dato delle buone notizie, però dobbiamo anche registrare come si stiano facendo nuove evacuazioni a Forlì. C'è poi l'allarme della Coldiretti sulla devastazione della produzione agricola in regione, con un conto che è salito oltre i 5 miliardi di euro. Noi ci fermiamo per un istante e torniamo tra poco. Bentrovati in diretta con Focus TG. Ora parliamo delle minacce alla sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua. C'è stata una ferma condanna naturalmente del gesto da parte dell'ANCI del Veneto, l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani. E intanto le istituzioni vicentine fanno squadra. Martedì si terrà un consiglio provinciale ad Arzignano. Dopo la busta con proiettili recapitata al sindaco di Arzignano, Alessia Bevilacqua, il presunto autore del gesto era tornato sotto il comune ieri urlando e inveendo. Solidarietà e ferma condanna degli episodi da parte delle istituzioni, e arriva l'invito del presidente dell'ANCI Veneto agli amministratori, spesso esposti ad atti intimidatori, a fare squadra. È l'ennesimo atto intimidatorio e minaccia nei confronti di un sindaco. Tutta la nostra solidarietà e vicinanza al sindaco Bevilacqua. Ricevere questo tipo di intimidazioni anche addirittura attraverso buste con pallottole è davvero sgradevole e mina quella sicurezza e serenità che devono essere invece una delle caratteristiche di coloro che decidono di amministrare il bene comune e di servire la propria comunità. Quindi condanniamo convintamente questi gesti. La cosa che dobbiamo evitare è che il sindaco si senta da sola, no? Intanto per martedì 23 maggio è stato convocato un consiglio provinciale straordinario ad Arzignano, in cui saranno invitati tutti i sindaci dell'area, proprio per manifestare vicinanza e solidarietà alla prima cittadina, bersaglio delle minacce da parte dell'uomo, che è stato denunciato e destinatario di un avviso orale emesso dal questore, oltre ad essere stato sottoposto a vari divieti, tra cui quello di possedere armi e liquidi idonei ad arrecare offese alle persone. Un caso isolato nel panorama vicentino che annovera nei primi mesi del 2023 un trend relativo agli atti intimidatori nei confronti degli amministratori in calo rispetto al 2022, in cui nell'arco dell'anno sono stati registrati dalla prefettura 13 episodi, molti dei quali riconducibili a contenuti ingiuriosi via social. Anche nella provincia di Vicenza il trend è in diminuzione. Tra l'altro l'Osservatorio Nazionale per la valutazione e l'esame degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori ha confermato questo trend in diminuzione, che già si era registrato nel 2022, quindi anche nel primo trimestre del 2023 è confermato il dato in decremento.
Torniamo a occuparci ancora di quello che è il meteo, perché le notizie che arrivano non sembrano buone. Questo è il Gazzettino Online che fa le previsioni per il Veneto e il Friuli. Dopo 2 giorni d'estate torna il maltempo, scrive il Gazzettino. Dopo l'anticiclone che ha fatto aumentare le temperature arriva una depressione dal nord che porterà una perturbazione breve ma molto forte, con celle temporalesche imponenti. Attenzione alle dimensioni dei chicchi di grandine, potrebbero essere molto grandi. Questo a riprova di un tempo che è contraddistinto dai venti sempre più estremi, parecchio caldo come quello che c'è oggi un po' in tutta la regione, e poi degli improvvisi acquazzoni capaci anche di fare dei danni. Noi adesso cambiamo argomento e ci colleghiamo con Padova, dove l'emergenza abitativa è ancora in primo piano. Questa mattina è in corso uno sfratto per il quale è intervenuto anche l'Alto Commissariato dell'ONU, che ha cercato di fermarlo. Noi ci colleghiamo in diretta con Anna De Roberto e Cristian Roque Allende per tutti gli aggiornamenti del caso. A te la linea, Anna. Buongiorno, sì, siamo qui davanti alla casa di Sinagra, alle mie spalle le camionette della polizia, perché c'è uno sfratto in corso in questo momento. Mentre vi stiamo parlando ci sono i medici delle varie parti che stanno visitando il signor Sinagra. Riassumendo, un uomo di 50 anni che ha perso il lavoro, era una guardia giurata e con il Covid non è più riuscito a trovare un'occupazione, con la moglie, anche la moglie ha perso il lavoro. C'è un ragazzino di 12 anni, non è riuscito a pagare l'affitto, sono ormai 3 anni che l'affitto di questa abitazione, quella qui la vedete alle mie spalle, non viene pagato e siamo al 5° sfratto esecutivo. Oggi c'è l'ufficiale giudiziario, dovrà valutare le condizioni dell'uomo, ma il caso è importante perché questa volta è stato coinvolto anche il comitato dell'ONU, l'Alto Commissario dell'ONU per i diritti umani, che ha inviato una nota cercando di bloccare questo sfratto. Vi leggo testuali parole: lo sfratto è da sospendere, all'uomo deve essere assegnata un'abitazione per evitare danni gravi e irreparabili derivanti dalla violazione dei diritti umani rettificati in Italia. Quindi l'ONU in Italia che chiede di bloccare uno sfratto che potrebbe esserci tra pochissimi minuti, perché l'inquilino, in questo caso il signor Sinagra, è insolvente ormai da 3 anni e il proprietario dell'abitazione che appunto si è rivolto all'ufficiale giudiziario. Quindi un caso difficile, un caso particolare, perché pare che il comune stia facendo fatica a trovare una casa per questa persona, casa che appunto viene richiesta. Noi siamo riusciti a parlare con il signor Sinagra prima che arrivasse la polizia e anche con i comitati che hanno seguito e stanno seguendo questo caso. Un caso che appunto, come vi dicevamo, va avanti da 3 anni. Qui siamo al 5° sfratto esecutivo. Questa mattina, praticamente dalle 9 del mattino, sono arrivati la polizia, l'ufficiale giudiziario e poi ci sono anche i vari medici, perché appunto il signor Sinagra soffre di una malattia all'apparato digestivo e quindi non sarebbe nelle condizioni di lavorare. Vi facciamo ascoltare le dichiarazioni che ha reso ai nostri microfoni e resteremo dunque in attesa di capire come evolverà questa mattinata. Alle nostre spalle la trattativa è ancora in corso. Intanto vi facciamo sentire le interviste. Ho perso il lavoro e sono stato in mezzo alla strada dal 2018. Sì, 2018. Poi ho preso la NASPI fino al 2020, aprile del 2020. Ho sempre pagato fino al 2020. Dopo il 2020, che è finita anche la NASPI, la mia compagna ha perso anche il lavoro per il Covid e non ce l'ho fatto per pagare. Queste sono, diciamo, la situazione. Lei chiede al comune una casa? da 1 anno e dice che non ne ha, che hanno appartamenti vuoti a 200 metri qua. Saranno 40-50 appartamenti vuoti del comune. Dice che non hanno solo questa casa a colori per la mia compagna e il bambino. E lei dove andrebbe? In macchina o se devo andare nella casa a colori per a pagamento. Ci spieghi il ruolo dell'ONU in tutto questo, quando è possibile chiamarlo in causa? C'è un protocollo che dà la possibilità di ricorrere direttamente al Comitato ONU sui diritti. E visto che non c'era nessuna risposta da parte del Comune, gli abbiamo scritto, abbiamo documentato e sulla base della documentazione in pochissimo tempo ci hanno mandato questa risposta in cui in sintesi dicono: sulla base della documentazione
bisogna ha chiesto, non a noi, ha chiesto l'ONU all'Italia di sospendere lo sfratto e o di assegnare un'abitazione alternativa adeguata, che non è la Casa Colori, perché la Casa Colori è una stanza precaria, costosa. Abitazione alternativa adeguata, quello che stiamo cercando di far capire anche a questa amministrazione comunale, deve avere tutte queste caratteristiche, quindi una superficie, una possibilità di risolvere la questione definitivamente. Questo detto in italiano è molto in sintesi. Abbiamo chiesto al giudice, abbiamo fatto ricorso immediatamente, il giudice l'ha respinta sulla base di nessuna motivazione vera, concreta. Abbiamo mandato una richiesta, abbiamo invitato il Comune di Padova, il sindaco e il prefetto ad ottemperare a questa decisione del Comitato ONU sui diritti. Stiamo in attesa, noi siamo qui disponibili a discutere, ma sulla base di questo i diritti umani devono essere rispettati. Il Comune questa casa non la vuole dare, eppure le case le ha. Le case ci sono, le case sono abbandonate, chiuse, senza manutenzione, le case comunali e le case ATER che poi vengono anche vendute. Questa è un'ingiustizia, abbiamo la famiglia di Vincenzo, ma non solo, che aspettano una casa, che hanno diritto a una casa perché non hanno reddito e perché non hanno potuto trovare una soluzione alternativa e da parte delle istituzioni continua a esserci questo silenzio. Lei ha gestito la trattativa tra l'altro con il Comune? Sì, ci ho provato, nel senso che abbiamo portato motivazioni oggettive per arrivare a un'assegnazione in emergenza, eppure continuano a pensare che la soluzione in questo momento sia andare in un'accoglienza dispendiosa, un'accoglienza non in questo momento utile per il signore che ha anche dei problemi di salute. Questo dunque la situazione a Padova, grazie ad Anna De Roberto e a Cristian Allende. Questo reportage su uno sfratto tuttora in corso per il quale si è interessato addirittura l'ONU. La persona che sta per essere sfrattata ha dei problemi di salute molto seri, come avete sentito. Noi adesso parliamo di farmacie perché c'è stato un convegno a Treviso sul futuro delle farmacie, sul tavolo anche la mancanza di materie prime. Sono state in prima linea durante la pandemia, dalla vendita di mascherine e gel igienizzanti alla somministrazione di test e vaccini anti-Covid. Oggi le farmacie si interrogano sul loro futuro e sulle sfide da affrontare. Quello della farmaceutica è un tema che arriverà anche sui tavoli di Bruxelles. Dopo una serie di rinvii, l'Europarlamento è pronto ad affrontare la revisione della legislatura in materia, a partire da un importante problema. C'è il problema appunto della carenza di farmaci che ora è diminuita, ma ce ne sono alcuni che non sono proprio sono introvabili, per cui dobbiamo capire con la ricerca come poter sostituirli o altro. Il futuro delle farmacie è stato al centro di un convegno che ha sintetizzato le 500 pagine di un dossier nato dopo 6 mesi di lavoro, il monitoraggio di 9 tendenze socioculturali, 120 ore di osservazione etnografica sul campo da parte di un team di 12 esperti di diverse materie. Ne è scaturito un focus sui cambiamenti ai quali le farmacie dovranno far fronte, ad iniziare dalla rivoluzione tecnologica che richiederà non solo nuove apparecchiature, ma anche nuove competenze. Uscire dal bancone e trovare del tempo per innovarsi, per confrontarsi con i colleghi, ma soprattutto anche con imprenditori di altri settori, perché possono portarci degli spunti. Liberare tempo. L'imprenditore deve avere un po' più di tempo, non può stare solo dietro al banco. La nostra professione, così come molte altre, necessariamente dovrà incontrare un cambiamento e questo cambiamento sarà a breve e dovremo confrontarci con un mondo che cambia, con le nuove tecnologie e con la necessità di essere sempre più vicini al paziente, andando incontro ai veri bisogni e mettendoci in discussione, cambiando quelle che sono le nostre regole e le nostre sicurezze, la nostra comfort zone. Adesso ci trasferiamo nuovamente nel Bellunese a Trichiana perché nello stabilimento di Ceramica Dolomite c'è stata una piccola festa per festeggiare per l'appunto un anno di attività, un anno che non è stato facile, come è stato spiegato naturalmente da più parti, per un'azienda che è dovuta ripartire da zero. Porte aperte a Ceramica Dolomite e gente in coda di primo mattino per poter rivedere luoghi che fanno praticamente parte della storia dell'intera comunità. Una rinascita che ha molti volti, ma soprattutto quello di lavoratori che hanno contribuito a scrivere una nuova pagina dell'azienda specializzata nella produzione di ceramiche sanitarie made in Italy che proprio un anno fa ha iniziato il suo nuovo percorso.
È una giornata per i nostri dipendenti e per ex dipendenti e le loro famiglie per celebrare insieme i risultati raggiunti. Abbiamo affrontato tante sfide, tante difficoltà e ancora altre ne abbiamo nei prossimi giorni, nei prossimi mesi, ma intanto volevamo fermarci un attimo per dire grazie a tutti quanti. Oggi vogliamo cogliere tutti quelli che sono gli aspetti utili nel mercato per rientrare, per dare lustro a questa azienda, ma soprattutto per mantenere un piano economico occupazionale importante a questa vallata, a questo territorio. La giornata è stata l'occasione per festeggiare il primo compleanno della nuova società formata da Banca Finint, Delfin della famiglia Del Vecchio, Luigi Rossi Luciani Sapa e Zafin, espressione della migliore imprenditoria del nord-est, e da Invitalia attraverso il Fondo di Salvaguardia Imprese. Una realtà che vuole riportare Ceramica Dolomiti ad essere il player di riferimento della ceramica sanitaria made in Italy, salvaguardando l'occupazione e la specializzazione di tutti i lavoratori dell'azienda. La provincia di Belluno è forte, l'industria è forte se i lavoratori sono forti insieme a noi, per cui per me è un grandissimo piacere, soprattutto lode agli imprenditori che investono, ci credono malgrado le fatiche. È una buona giornata per due ragioni. La prima è che qui si produce e anche quelli che pensavano che non si sarebbe più tornati a produrre o che questo marchio storico non avesse una sua capacità attrattiva, sono stati abbondantemente smentiti. È una bellissima idea di progetto industriale, imprenditori veneti che investono. La nostra azienda storica, peraltro uno stabilimento enorme che produce, torna a produrre con investimenti che vennero fatti al tempo, quello del forno in particolare, frutto del sacrificio e dei soldi dei lavoratori, quindi è una bella storia. E un'altra storia bella, interessante, quella di Martina Sangiuliana, modella e blogger vicentina di Reco Aeroterme, che ci ha raccontato ai nostri microfoni i suoi 30 anni di vita alle prese con una malattia che le provoca ricoveri, dolori lancinanti, ma anche successi come quello di aiutare gli altri attraverso i social. Sui social per raccontare la sua storia, la sua malattia, per testimoniarla agli altri, incitarli a non avere paura né vergogna di parlarne. Lei è Martina, modella e blogger 33enne che combatte ogni giorno con la retocolite ulcerosa e ha abbracciato la filosofia dell'aprirsi per aiutare gli altri. Io ho iniziato a sensibilizzare proprio in un momento in cui la malattia era brutta. Spulciando sui social vedevo questa finta ostentazione di è tutto bello, la vita è bella, è tutto perfetto, e quindi così mi ha scattato quel qualcosa e ho detto no basta, io adesso devo parlarne, e così ho iniziato a parlarne sui social e a portare piano piano le persone all'interno della mia vita. Malattia cronica e invalidante che si è manifestata quando aveva 4 anni e che nel corso del tempo l'ha portata a fare i conti con dolori lancinanti, ricoveri e interventi. È un continuo stare male, è un continuo avere alti e bassi, io dico sempre che è come vivere sulle montagne russe. Ma di montagne ne ha scalate, in primis quella del mettersi in gioco, e oggi conta circa 100.000 follower, molti dei quali trovano nei suoi video conforto e riscontro. Intraprendere il percorso di modella, quelle cose lì, l'ho intrapreso per andare contro quello che era la mia patologia, nel senso che le cicatrici che porto sull'addome era sempre un mettersi in gioco e sconfiggere il fatto che io non amavo comunque farmi vedere in costume, odiavo le mie cicatrici, e quindi era un modo per dire no, devo accettarlo e devo farlo accettare, tra virgolette. Tanti i progetti in cantiere, ma con un obiettivo: aiutare gli altri nell'affrontare le difficoltà quotidiane determinate dalla malattia. A me piacerebbe tanto poter fare qualcosa in più, cercando di sensibilizzare il più possibile, cercando di poter dare piccoli spazi e cercando di rendere la vita già difficile, molto difficile, delle persone che soffrono di VD nel quotidiano. Andiamo a Cadonega, adesso in provincia di Padova, perché dopo 30 anni di degrado e di abbandono è stata posata la prima pietra nell'area ex Grosoli, e tanti sono i cittadini che sono intervenuti alla cerimonia ufficiale.
Oggi si cristallizza un sogno che attendeva Cadoneghe da 30 anni. 30 anni di vuoto, 30 anni di stasi, e oggi posiamo la prima pietra di un grande progetto, di una grande riqualificazione per il nostro territorio che sarà il cuore sostenibile di Cadoneghe per i prossimi 50 anni. L'emozione del sindaco Marco Schiesaro è quella dei suoi concittadini che da oltre 30 anni aspettavano la riqualificazione di un'area diventata sinonimo di degrado e abbandono. Con la posa della prima pietra partono i lavori del nuovo quartiere Grosoli, con un progetto che nei 94.000 metri quadri di estensione e una cubatura dimezzata nell'ultima revisione vedrà sorgere un nuovo quartiere residenziale e un supermercato all'interno di un parco da 19.000 metri quadri con la presenza di un laghetto, grazie alla collaborazione con il gruppo Ali, proprietario dell'area. È un sogno che si avvera, è un sogno di mio papà che si avvera, ma di tutta la famiglia, perché per questo progetto abbiamo lavorato e vissuto veramente tanto. Quest'area è chiusa dal 1994, noi l'abbiamo acquisita negli anni 2000 comprandola in lire e dopo un po' alla volta l'abbiamo comunque bonificata, abbiamo abbattuto i fabbricati proprio per una questione di sicurezza, quindi abbiamo rigenerato l'area a livello di bonifica. Adesso la rigeneriamo per dare ai cittadini uno spazio di qualità sostenibile e vivibile. Anche il patron Francesco Canella non ha voluto mancare a questa occasione, giornata che ha visto presente anche Francesco Grosoli, nipote del fondatore della Grosoli Carni, azienda fiorita nel dopoguerra che fece la ricchezza di questo territorio, chiusa nel 1994 dopo la vendita 10 anni prima al consorzio pubblico Core Zoo. Era ed è stato un gran dolore vedere un'azienda che era un'azienda alla punta dell'economia italiana essere abbandonata, un'area abbandonata così, e poi forse un pizzico di più al cuore vedere la casa dove ho passato tanti Natali dai miei nonni essere abbandonata e distrutta. Spero che dall'alto vedranno con grande gioia rinascere quello che avevano creato con tanta fatica, con tanto amore, con tanta passione e tanto coraggio. E un altro intervento al via, questa volta con i fondi del PNRR, è a Fratta di Tarzo per il rilancio dei borghi. Tra le splendide colline patrimonio UNESCO, tra paesaggi incantevoli, ha preso il via uno dei 20 progetti finanziati dal bando Borghi con i fondi del PNRR. Cortili dell'Arte 3.0, attività culturale del progetto Cortili Frattali, presentato dal Comune di Tarzo. Ospite lo street artist internazionale Luca Barcellona, impegnato tra arte, storia e tradizione a scrivere e a rendere graficamente alcuni proverbi storici dialettali. Non mi capita innanzitutto di scrivere in contesti di questo tipo, che sono bellissimi ma sono molto lontani dalla mia realtà, che è Milano centro, per cui figurati, e in dialetto poi, però niente di più ficcante, di più giusto, di più armonico in un posto del genere. L'obiettivo del progetto è quello di riqualificare il borgo di Fratta, che si affaccia sugli unici laghi delle colline UNESCO, attraverso cultura, arte, dando nuova vita a cortili e borghi. Tra gli 11 interventi previsti da Cortili Frattali, finanziato con quasi 1,6 milioni di euro del PNRR, c'è poi un intervento in ambito sociale. Dandole anche un significato sociale, perché ricordiamo che all'interno del progetto c'è la creazione anche degli alloggi sociali che ci consentono di riqualificare una parte di immobili che attualmente sono in disuso e vengono riqualificati e riportati alla luce. Fratta è pronta a rimettersi a nuovo anche per accogliere sempre più turisti. In pochi anni infatti il numero delle presenze è salito da 4.000 all'anno alle quasi 20.000 del 2019. Noi speriamo che con questo progetto e anche con queste attività culturali importanti possiamo dare non solo nuova vita a questo borgo, ma una nuova possibilità a chi questo borgo lo vive oppure verrà a vivere. Queste dunque le buone notizie sia dalla provincia di Treviso che dalla provincia di Padova, con dei nuovi progetti di sviluppo al via. Rimane però un'ombra della nostra regione, come un po' in tutta Italia, ed è quello del calo delle nascite. Il calo delle nascite si fa sentire anche nelle iscrizioni a scuola. A Vicenza, per esempio, si è costretti a tagliare delle classi.
Saranno 1122 gli studenti in meno che si siederanno tra i banchi delle scuole vicentine nel prossimo anno scolastico, il che comporterà un taglio di 52 classi. Taglio trasversale che riguarda sia le prime sia le classi intermedie, che erano sottodimensionate, che avevano cioè un numero di studenti inferiore a quanto dettato dalla norma. Il calo superiore riguarda le elementari. Questo quanto emerge dai dati dell'ufficio scolastico territoriale. A giugno io spero che verranno assegnate ulteriori risorse con quello che noi chiamiamo organico di fatto, e quindi di avere la possibilità di ripristinare queste classi intermedie per non incidere ulteriormente sul benessere degli studenti che sono reduci da 3 anni di pandemia. Per contro ci saranno più iscritti alla scuola dell'infanzia, il che non dipende però dall'aumento delle nascite, ma dalla fuga dalle paritarie a favore delle statali. Vicenza, come altre province del Veneto, però vede per il prossimo anno un aumento degli iscritti alla scuola dell'infanzia, non perché vi siano più nascite, ma perché molte famiglie in difficoltà economica aderiscono all'offerta formativa della scuola statale rispetto alla scuola paritaria. Guardate questo titolo sull'edizione online del Gazzettino. Effetto maltempo a Jesolo, hotel Vista Mare a prezzi stracciati, 3 stelle a 58 euro, scoppia la polemica. Naturalmente il maltempo che si è registrato nei giorni scorsi e che presumibilmente, da quello che abbiamo sentito, dovrebbe ripresentarsi a breve, sta creando dei disagi per quello che riguarda la stagione turistica, dove invece i problemi sembrano non essercene. A Venezia, dove l'apertura della mostra internazionale di architettura della Biennale di Venezia ha portato il pienone negli hotel. L'economia della città di Venezia per i giorni di preapertura della 18ª Mostra Internazionale di Architettura della Biennale di Venezia, almeno fino a domenica, è tutto esaurito in città, e anche nel caso di disdette dell'ultimo minuto i prezzi delle camere sono alle stelle. Il periodo della Biennale inizia sempre con un grande botto dal punto di vista mediatico, ma anche dal punto di vista alberghiero. Gli alberghi sono pieni a prezzi estremamente elevati per le ultime stanze, si trova ancora posto sulla disdetta, però oggettivamente questo è il periodo in cui tutti quanti coloro che si occupano di arte, di architettura vogliono essere presenti a Venezia. Un periodo d'oro per l'indotto e la vitalità della città. I prezzi alti servono alle imprese a ricostituire quelle riserve che poi servono per investire, per rifare le stanze, rifare i bagni, dare lavoro un po' a tutta la città che vive sul turismo. Abbiamo poi una bolletta energetica estremamente elevata, un'inflazione galoppante, e quindi gli alberghi hanno bisogno di mantenere i piedi forti sulla terra, con tariffe che siano adeguate alla situazione. Ciò è consentito da un periodo veramente fortunato, veramente unico. È da Pasqua che abbiamo i weekend in cui praticamente siamo sempre al quasi tutto esaurito, e la prospettiva è che anche i prossimi weekend saranno assolutamente simili. Per il direttore dell'Associazione Veneziana Albergatori Claudio Scarpa potrebbe essere un momento di svolta. Se anche il 2024 sarà un anno positivo, possiamo dire veramente che il sistema alberghiero veneziano si sarà ripreso totalmente. Con questo si conclude questa edizione di Focus TG. Ringraziarvi per l'averci seguito. Vi ricordo i prossimi appuntamenti con l'informazione di Rete Veneta questa sera a partire dalle 18:50 con il telegiornale di Bassano, quindi a seguire il telegiornale di Vicenza. Grazie di nuovo e arrivederci.